Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento delicato ma fondamentale, la parodontologia e di come prevenire e trattare le malattie parodontali come gengiviti e parodontiti. La gengivite è un'infiammazione che provoca arrossamenti e sanguinamento delle gengive. Se trattata tempestivamente può essere curata con successo, ma non va sottovalutata. Potrebbe essere il segnale di qualcosa di più grave, come la parodontite. Quest'ultima è una condizione seria che colpisce l'osso di supporto dei denti, portando a recessione gengivale, formazione di tasche, perdita ossea e mobilità dentale. Il nostro studio è specializzato nel trattamento della piorrea, una malattia cronica spesso ereditaria e influenzata da dieta e stile di vita. Utilizziamo protocolli non chirurgici per controllare la perdita dell'osso e quando necessario ricorriamo a terapie chirurgiche. Tra queste l'innesto gengivale è fondamentale per ricreare il tessuto gengivale in caso di recessione. Preleviamo un piccolo frammento di tessuto dal palato e lo innestiamo per rinforzare le gengive e proteggere i denti. Per stabilizzare i denti mobili eseguiamo anche lo splintaggio, una tecnica che utilizza fibre e resina per fissare i denti. Questo trattamento è essenziale per salvaguardare la salute dentale a lungo termine. La nostra priorità è sempre il benessere dei pazienti, con interventi che mirano non solo all'estetica, ma soprattutto alla prevenzione e al mantenimento della salute orale. Se hai sintomi come sanguinamento gengivale o mobilità dentale, non aspettare, prenota una visita e affrontiamo insieme il percorso per una bocca sana.